Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi aggiornamento collezione CD, vinili, cassette, Funko Pop, tutto quello insomma che riguarda il mondo comendiano della musica. E partiamo con i quadretti comendiani. Quindi adesso abbiamo un nuovo aggiornamento. Discog è implacabile, 785 tra dischi, CD e cassette. Un buon numero, quindi siamo vicinissimi alla quota 800. Ma adesso andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Ok raga, cominciamo dalla prima parte, questa è la parte un po' nobile, diciamo con le discografie più importanti del Cume. Qua abbiamo tutta la discografia di Pink Floyd, con un po' di Funko Pop a rompere le malle. Dopo i Pink Floyd andiamo con la discografia completa di Genesis. Dopo i Genesis, discografia completa dei Queen. Dopo i Queen, discografia praticamente completa, cioè tutta la fondamentale, anche no, delle Zeppelin. La stessa cosa per i Deep Purple, o Purple, lasciamo la scelta, o Deep Purple, perché sapete, dico già, scusate per le pronunce, ma le mie sono pronunce comendiane. Quindi abbiamo detto Led Zeppelin tutta praticamente, Deep Purple tutta praticamente, io parlo di quelle fondamentali, perché sono, insomma, soprattutto su Deep Purple ce ne sono tanti, anche che però, diciamo, quelli più recenti, qualcuno è bello, qualcuno meno. Poi invece abbiamo tutta la discografia dei Beatles, ok, tutta quanta. Poi quella di Nirvana, eccoci qua, e dei Metallica quasi tutta, qualcosa forse anche perché adesso chiaramente è suddivisa in più punti perché lo spazio è quello che è, però che di Metallica è tutta la fondamentale, ovviamente, cioè, neanche Santenga ragazzi, perché al Cume piace Santenga, anche se fa cagare a tutti, o quasi tutti. Qua abbiamo gli altri Metallica, ok, qua sopra abbiamo in versione giapponese eh, ecco, volevo nel dettaglio far vedere i tre CD in versione giapponese. Numero 1, numero 2 e numero 3. Un attimo solo, proprio in tutto in diretta. E numero 4, quindi quelli particolari insomma vi voglio mostrare, certi invece sono dall'altra parte che mostro dopo ovviamente. Eccoci qua. Quindi ricapitoliamo, tutti i Pink Floyd, tutti i Genesis, i miei due gruppi preferiti, tutti i Queen, tutta la fondamentale dei Led Zeppelin, tutta la fondamentale dei Deep Purple, tutta completa dei Beatles, completa di Nirvana, con qua anche un album e qua abbiamo la versione di 30 anni, no 30 anni mi sembra, se non mi ricordo, aspetta guardiamo subito per non dire cavolate. Eccola qua. 30° anniversario, eccoci qua, perfetto. E poi abbiamo qua l'ultimo di Metallica che non è bruttissimo. E poi qua abbiamo anche il buon Pat Metini, tanta roba. E sopra invece abbiamo altre discografie completa, mi sembra. Adesso vediamo, non mi ricordo più un cazzo, ragazzi. Vabbè, qua abbiamo Pulse di Pink Floyd, o Pulse, lasciamo la scelta, un po' di dischi live Queen, Genesis. Poi abbiamo la tua raccolta dei Beatles, questa bellissima, quella più recente, molto molto belle. Eccoci qua. Poi abbiamo i Dire Straits, tutta diciamo la più importante. U2, quella più importante. Qua abbiamo Peter Gabriel, ok. U2, la più importante. Red Hot, la più importante. Rolling Stone, i migliori, non tutti, perché io amo molto di più i Pink Floyd, i Beatles, anche se sono due cose diverse secondo me, ma c'è sempre stata questa rivalità Beatles-Rolling Stone. Rolling Stone bellissimi, però i Beatles sono un'altra cosa per me. Green Day l'essenziale, tutte le, insomma, diciamo i dischi migliori. Poi abbiamo il Duca Bianco, Davidone Bowie, anche qua abbiamo praticamente tutta la discografia, ne mancano due o tre, ma quelli, diciamo, quelli più recenti. Però qua abbiamo anche questo, che è proprio l'ultimo, che è bellissimo. Eccolo qua. Scusate ragazzi, faccio sempre fatica a fare questi video qua perché non voglio spostare troppe cose, perché dopo devo rimettere a posto e dopo viene fuori che sparo cagate ancora più del solito. Poi abbiamo qua, dopo la discografia completa del Duca Bianco, abbiamo Freddie Mercury in solitaria, poi abbiamo Michele, figlio di Giacomo, completa,
E poi abbiamo Syd Barrett, Roger Waters e David Gilmour di qua, con Bruce Springsteen, Bob Dylan, o Dylan Dog, Van Halen e Phil Collins. Quindi qua abbiamo tutti quanti i solisti, diciamo, da Michele, il Duca Bianco, Bruce Springsteen, Bob Dylan o Dylan Dog, Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour e Phil Collins. Poi abbiamo di qua di nuovo Pat Metini qua sopra, tutto Pat. Qua abbiamo gli ACDC, non è completa, però diciamo tutti i miei preferiti, diciamo, perché non per forza, non sono un completista, compro quello che mi piace, tranne magari alcuni gruppi che mi piace tutto, la compro tutto. Poi qua abbiamo, qua abbiamo diciamo un CD dei Pink Floyd, quello rosso, concerto di Venezia, ma non è ufficiale, Ecos, e qua abbiamo, aspetta, questo, facciamo vedere, ma vedi perché io odio ste cose, eccolo qua, Wish You Were Here, in versione, diciamo, diversa, particolare. Mamma mia, ho già male alla schiena, ragazzi, per capire come sono preso, per quello faccio proprio fatica, scusate. E basta, quindi la parte sopra, aspetta che qua abbiamo il buon Freddy che è caduto, ecco, boh. E niente, raga, questa è la prima parte con tutta la storia. Qua c'è proprio, insomma, questi sono proprio i miei preferiti in assoluto, con Pink Floyd e Genesis a dominare la scena. Ragazzi, seconda parte, qua siamo nei piani alti con tutti i best of, cofanetti vari e robe un po' curiose. Abbiamo anche dei gadget, iPod mini 1, iPod mini 2, forse il nano, non mi ricordo neanche più, ormai sono passati anni, 2 cassette, Queen Innuendo, Stormbringer, Deep Purple e Funko Pop. Poi abbiamo Michele, eccolo qua, bello Michele, cofanetto Pink Floyd, Anders River, Genesis cofanetto, live e Pulse o Pulse, Pink Floyd, Blu-ray, DVD, robe varie, con lucetta. Ok, qua abbiamo Queen Greatest Hits 1, 2, 3, Coldplay, 2 album migliori, più famosi diciamo, Deep Purple On The Road, bellissimo, Dream Theater dal 92 al 2011 e i Kansas e te li godi. Poi qua abbiamo i Pink Floyd, la versione in versione giapponese, è un CD ma sembra un vinile, vabbè non ha bisogno molto di presentazioni. E qua tutti i best of. Abbiamo delle collector, qua abbiamo delle compilation Millennium 1, 2, 3, Spice Girl, Bon Jovi, parliamo di best of, tutti i best of questo, Bon Jovi. Poi abbiamo Cyndi Lauper, Jimi Hendrix, Green Day, Bruce Springsteen, Davidone Bowie, Led Zeppelin, Yes, Deep Purple, Cranberries, non vedo più un cazzo, Food Fighters, Korn, The Best of Culture Club, Lionel Richie. Dove sono? Aspetta, sono qua. Perché ogni tanto guardo il telefono, ogni tanto guardo dal vivo. Rolling Stone, Eminem, Alice in Chains, The Best of Survivor, Rem, One Beatles, Queen Live Killers. Poi abbiamo The Division Bell, ne ho un'altra versione e quindi insomma lo tengo qua perché ce l'ho già in più versioni. Frank Sinatra, Megadeth, Bee Gees, Phil Collins, i singoli, Michele figlio di Giacomo, This Is It, i Slipknot, Bonnie Tyler, mi scuso sempre per le pronunce ragazzi, faccio quel che posso, Madonna, Scorpions, Nirvana, tutte compilation best of, Eric Clapton, Johnny Cash, Janis Joplin o Janis, lasciavo la scelta, The Best of i Tangerine Dream, signori. Qua un'altra versione di Echoes, qua una versione di Atom, no sì, di Animals. Quella nuova però purtroppo c'è un problema, è la copertina e quindi lo tengo qua perché sono un po' rovinato, non mi sono accorto, mi hanno fatto un reso parziale, l'ho ripreso. Genesis, Trespass, questa è una versione vecchia, Guns, The Doors, Iron Maiden, 2 versioni diciamo di best of. Qua abbiamo Ultimate Collection di chi però, scusate raga, non vedo un cazzo. I Totò. I Totò, The Who, scusate, quelli qua non capivo, The Who ancora. I Kiss, Simon and Garfunkel,
Depeche Mode, Allen, Bob Marley, Motley Crue, Motorhead e Rod Stewart. Eccolo qua, così chiudiamo la collezione dei best of cumendiani. Ecco, qua è tutto best of, compilation, robe varie. Andate ragazzi. Ho rischiato di distruggere tutto, ma è andata. Raga, qua non è tempo di colonne sonore, però faccio vedere queste così poi me ne tolgo dalle balle. Abbiamo la colonna sonora di Super Mario, poi qua abbiamo Ziggy Stardust o Stardust, adesso sempre avevo la scelta di David Bowie, American Psycho, Proposta Indecente, American Gigolo e Barbie. Quindi questi sono sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne sonore che ho qua. Le ho messe qua perché hanno una dimensione diversa, mi sballavano un po' la parte salotto. Quindi eccole qua, perché le colonne sonore sono fondamentali, ne ho tantissime, raga. Qua abbiamo altre tre colonne sonore, Batman il ritorno e Batman l'ultimo, quello fatto 2 anni fa mi sembra, che non so male, la colonna sonora di Gioacchino, del buon Gioacchino. Poi qua abbiamo Batman Begins, questa è la soundtrack del primo, però quella di Prince, del buon Prince, e poi qua del Cavaliere Oscuro, eccole qua. Quindi le colonne sonore me le tolgo adesso ragazzi, che così almeno queste qua non me le dimentico. Qua abbiamo le tre dei Guardiani della Galassia, 1, 2 e 3, più la colonna sonora di Iron Man 3 degli ACDC, degli ACDC, e la cassetta sempre dei Guardiani della Galassia volume 2, ho solo il volume 2 della cassetta, mentre per i CD ho sia 1 che 2 che 3. Perfetto, e qua abbiamo invece le colonne sonore di Spider-Man 1, 2, 3. No, scusate, l'1 e il 2 perché il 3 non può Avenger, Infinity War. Quindi i due Spider-Man, 1 e 2 e Infinity War. Perfetto. Molto bene. Poi qua abbiamo la colonna sonora dei Power Ranger, i Power Ranger del film. E qua la colonna sonora di Ghostbuster. Ecco qua, quindi un po' di colonne sonore ce le siamo tolte dai maroni. In realtà no, perché c'è anche quella di Jurassic Park. Cioè, capite ragazzi, giustamente uno può dire ma togli tutto, cioè fai vedere, ma non è semplice. Un conto se devo ascoltare che allora sono tranquillo senza videocamera e faccio tutto, ma così mi risulta difficile perché poi mettere a posto ci metto 30 anni. Quindi adesso abbiamo fatto... Ragazzi, per far vedere come sono preso, ho dovuto spostare tutte le scatole, adesso sono qua. Vabbè, allora questo è l'impiantino, diciamo, dello studio, subwoofer sotto. Qua abbiamo, questo me lo devo ascoltare stasera, Alan Parsons Project, album capolavoro. Qua abbiamo le tre cuffie, PlayStation 5, impiantino hi-fi studio e impianto, cioè giradischi o una kick che devo far vedere più avanti. Comunque sono delle casse, sì, delle cuffie Bose Bluetooth. Eccole qua, quindi qua in rigoroso ordine di non casuale. Ok, qua abbiamo l'impiantino, niente di che ragazzi, faccio quello che posso con le dimensioni e tutto, però si sente molto bene, ci sta. Qua facciamo vedere questo che è un gioco, sì, ma c'è la colonna sonora di Tomb Raider 1, 2, 3, quindi tanta roba. Ok, poi passiamo a questa parte qua. Questa è una parte molto bella, abbiamo Funko Pop Metallica, CDC, poi abbiamo un cofanetto di Genesis con due capolavori, che insomma, ripeto, non servono presentazioni, voglio solo far vedere così, lo sapete che non vado a descrivere gli album, le robe, non è il mio, quindi voglio solo mostrare quello che ho per aggiornare la collezione, appunto. Qua abbiamo una batteria di Nirvana, fantastica, qua abbiamo un iPod storico, delle cuffiette Samsung per il telefonino, qua abbiamo una versione, aspetta, vabbè, Nirvana abbiamo visto, edizione speciale, questo giapponese Metallica, te lo godi, sente benissimo, fa paura, pensa su impianti fenomenali, ma ripeto, a me non interessa l'impianto da milioni di euro, anche perché non ho lo spazio, oltretutto ci vogliono tante cose particolari. Qua abbiamo sezione Pink Floyd, strano, un'altra versione giapponese, perché quella è impacchettata, questa no, e poi varie versioni Dark Side of the Moon, live, queste cos'era del... Aspetta un attimo, scusate raga, che mi devo mettere così perché sennò non ce la fo. Ok. Aspetta che vediamo un attimo, non mi ricordo proprio. Questa è una versione... Scusate. Boh. Non mi ricordo ragazzi, chiedo venia. Eccoci qua.
perfetto. Sono tutte le cose, insomma, che mi sono tenuto o che ho ricomprato perché, ecco, per esempio, negli anni 90 fine anni 90 ascoltavo la musica con questo lettore, poi queste sono le prime cuffie, diciamo, tra virgolette, serie che ho preso, quindi volevo fare la coppiata. Poi qua abbiamo una chitarrina sempre griffata Dark Side of the Moon, e basta. Qua le Division Bell sempre in giapponese, un regalo meraviglioso, anche questo si sente da Dio. E poi qua abbiamo il reparto Michele con 2 Funko Pop, Bad o Bad, Trailer o Thriller, 25esimo di Trailer o Thriller, Bad, 40esimo di Thriller. Poi abbiamo qua le cuffie AirPods, il primo iPod, un Walkman, un altro iPod, cosa da me, come si chiama? Classic, se non erro, e qua le 4 versioni di Invincible, blu, rosso, verde e arancione. Cioè, questo è il repartino Michael, figlio di Giacomo. Michele, figlio di Giacomo, e te lo godi. Bene, perfetto, e ci siamo. Qua invece, e chiudiamo la parte studio, abbiamo un cofanotto anni 80, poi abbiamo un cofanetto speciale di Green Day, molto bello questo. Perfetto. Mamma mia, c'è un po' di polvere, raga, perché pulisco ogni giorno, ma so cazzi. Qua abbiamo Pulse o Pulse in versione, è la prima versione, però Lucetta non va più, non riesco a sistemarla, quindi devo ricomprarlo. Qua ho preso invece usato un cofanetto dei Beatles di singoli, bellissimo, proprio lo volevo da tanto. Cioè, per quello che ho pagato va bene, qua un po' rovinato, ma vabbè, pazienza. Poi c'è un po' di polvere anche qua da sistemare, ma purtroppo la polvere si crea in maniera devastante. E qua abbiamo altri cofanetti barra album in cofanetto, nel senso mi ho preso un cofanetto con i migliori album di gruppi che amo, ma sono un po' meno importanti. Beh, qua abbiamo Nightwish, Propaganda, questo cofanetto, così, ok. Rolling Stone, qua abbiamo Phil Collins, non vedo niente dal telefono, cacchio. Black Sabbath, Editors, Toto, Steve Hackett, vabbè, per parlare un po' di Genesis, ciao. Backstreet Boys con tutti, diciamo, tutti gli album più belli. Eccolo qua, tutti così sono. Europe, però andare veloce, ragazzi, non posso fare un video di 10 ore. Carly Simon o Simon, ok. Poi Dire Straits, qua abbiamo tutti i cofanetti più importanti, cioè tutti gli album più importanti sempre di Dire Straits, Elton John Diamond, Metallica, Black Album, un'altra versione, o no, non mi ricordo più. Sì, ok. Poi Led Zeppelin, Celebration Day per gli amici, One, Alan Parsons Project, Greatest Hits, perché c'è anche qualche Greatest Hits, ce l'ho anche qua ovviamente, The Doors, tutti gli album. Ok, aspetta che scusate ragazzi, lo mettermi così. Sono i video che odio di più questi, voglio comunque registrare per fare l'aggiornamento a me stesso, per capire come sono messo, però sono una pippa questi video. The Clash con i 2 migliori album, almeno per me Elvis, praticamente un Greatest Hits, Eagles, Status Quo, bellissimi, Coldplay, no, allora forse però era un altro cofanetto quello probabilmente, sì, e qua ho altri 2 album, non mi ricordo. Poi Supertramp Live in Paris, stupendo, uno dei più bei live della storia. Status Quo, Black Sabbath, Ultimate Collection, poi una Greatest Hits di Pavarotti, Metallica, Alan Parsons, Depeche Mode, Iron Maiden, bellissimo questo. Iron Maiden ho un po' di cose arrivano, ma questo mi piace tantissimo, uno degli ultimi, se non l'ultimo non mi ricordo, raga. Porcupine Tree, qua abbiamo 3 cofanotti dei Beatles bellissimi, veramente stupendi. Queen, Rock Montreal, qua è una Platinum Collection di Genesis. Queen Live at Wembley, bellissimo. Tina Turner o Tina Turner, perché sapete che è fondamentale, la pronuncia fondamentale, Michele, History. E questi sono quelli degli Iron Maiden, penso i migliori, almeno a mio gusto, chiaramente. Poi abbiamo Purple Rain di Prince, Animals nella versione giusta, cioè non con la copertina rovinata, Peter Gabriel, l'ultimo stupendo secondo me, e un'altra di Pink Floyd, qua una versione normale, diciamo, tra virgolette, di Wish You Were Here, Santana,
The Beatles, Let It Be, la versione diciamo nuda, eccolo qua, scusate. Poi abbiamo i Beach Boys, Smashing Pumpkins, sì, scusate raga, perché guardo metà telefono e metà dal vivo, faccio cagate. Ok, i Talking, Michele, poi abbiamo The Velvet Underground, bello questo, stupendo. Guns doppio, The Who Live at Leeds, questo iper capolavoro, uno delle più belle, che se Made in Japan di Deep Purple è il più bello. Qua cosa abbiamo, non ricordo più. Made in Japan appunto, Made in Europe. Ok. Ecco, volevo nel dettaglio far vedere i 3 CD in versione giapponese. Numero 1, numero 2 e numero 3. Un attimo solo, proprio in tutto in diretta. E numero 4, quindi quelli particolari insomma vi voglio mostrare, certi invece sono dall'altra parte che mostro dopo ovviamente. Eccoci qua. Quindi ricapitoliamo, tutti i Pink Floyd, tutti i Genesis, i miei gruppi preferiti, tutti i Queen, tutta la fondamentale dei Led Zeppelin, tutta la fondamentale dei Deep Purple, tutta completa dei Beatles, completa di Nirvana, con qua anche un album, e qua abbiamo la versione di 30 anni, no 30 anni mi sembra, se non mi ricordo, aspetta guardiamo subito per non dire cavolate. Ecco, l'ultima parte, quella più in basso, la mostro uno a uno perché se no mi ammazzo. 1, Eagles, Hotel California. Ecco, adesso qua scusate se si muove la telecamera, ma sono in condizioni difficili. Qua poi abbiamo John Lennon, molto bello anche questo. Prendo un po' di più di uno alla volta perché sennò stiamo qua 10 ore. Abbiamo Motorhead, l'ultimo di Deep Purple, molto bello, chiaramente non come i capolavori del passato, ma ci sta. E Oasis, questa è un'edizione particolare. Eccoci qua, molto bene. Qualcuno mi chiede perché dello stesso disco prendi più versioni, perché sono pazzo chiaramente. Ramones, Yes. L'ultima parte la posso mostrare solo così perché sennò devo intorcolarmi con la schiena. Ciao. Black Sabbath, perché questi tutti i capolavori. Red Hot, questo nel senso vabbè l'ho preso ma non mi ha entusiasmato. Pink Floyd Live in London 71. Questo vabbè, Davidone Gilmour Live at Pompeii, e quando c'è Pompeii te lo godi. Qua abbiamo questo che forse, non so, ma forse è il più bello di Davidone come solista, forse però non so. Questa è la versione rivista di Dark Side of the Moon di Roger Waters, di Ruggero Acque, te lo godi Ruggero Acque. L'ultimo di David Gilmour, mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio, c'è anche la figlia. E Green River, per chiudere. Quindi chiudiamo la parte studio, ragazzi, la schiena è andata, ma ce l'ho fatta. Ragazzi, andiamo avanti con la collezione e vediamo invece qua un po' di colonne sonore. Qua vediamo davanti Baby Boss e Deadpool e Wolverine. Togliamo un attimo qua il nostro Funko Pop di Freddy. Eccolo qua. Boom. E vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, il video non sarà cortissimo, ragazzi, ho paura, perché comunque è tanta roba. Qua abbiamo 2 Platinum Collection di Disney, molto belle. Eccoci qua, 1 e 2, perfetto. E qua un'altra Platinum di Ennio Morricone, e te lo godi. Grande Ennio. Perfetto. Poi qua abbiamo un po' di colonne sonore che adesso le vediamo un attimo solo. Andiamo. Il Re Leone, il film. Il Re Leone, il cartone.
Aladdin, il cartone. Philadelphia, bellissimo film. FIFA World Cup 2002. Ghost. Il matrimonio del mio migliore amico. E The Truman Show. Andiamo avanti. Spider-Man No Way Home di Gioacchino, perché lo chiamo così. 300. Romeo più Giulietta. Questo ho preso a 3 euro. Quello che le donne vogliono. Vangelis The Collection. Andiamo avanti. Armageddon. The Mask, bellissimo. E Baby Driver. Andiamo avanti, abbiamo ancora un pochino. Il laureato. Questo è il film che ha dato finalmente l'Oscar a Ennio Morricone. Eccolo qua. Ed è Full Monty. È qua, scusate ragazzi, ma come sempre sono in posizioni difficili. 2001 Odissea nello spazio. E chiudiamo questa parte di soundtrack con Flash. E si gode. Oh, qua abbiamo il reparto vinili, che l'ho appena iniziato con le vacanze di Natale, ma già è bello corposo. E partiamo a bomba. AC/DC. E si gode. Alan Parsons, e te lo godi. Please Please Me, e te lo super godi. Rubber Soul. White Album. Ziggy Stardust, o Stardust, questo lo ripeto sempre a discrezione vostra. Aladdin Sane, capolavoro. Sono tutti capolavori per me questi. Deep Purple, Machine Head. Deep Purple in rock. Tutti, qua voglio prendere intanto i primi 50, ma in realtà penso i primi 100, poi vediamo. Stormbringer, i miei preferiti, i miei primi 100 album preferiti, ovviamente. Poi abbiamo Deep Purple Made in Japan. Dire Straits, Making Movies. E direi di chiudere qua con The Doors. E The Doors, LA Woman. Seconda parte. Genesis, Trespass. Sealing England by the Pounds, in un inglese che lo sapete. The Lamb. Capolavoro immenso. Vabbè, qua abbiamo sempre l'etichetta un po' così. King Crimson. Led Zeppelin 4. Black Album. Thriller. Un attimo solo. Poi abbiamo Invincible. Bad. Nirvana, Nevermind. Pink Floyd. Pink Floyd. Scusate. Ancora Pink Floyd, Dark Side. The Wall. Un attimo ragazzi, perché sono in una posizione che mi sto devastando qualsiasi cosa. Ne manca poco, teniamo botta. Pink Floyd. Questi abbiamo già visti prima. Ancora Pink Floyd. Queen. Ancora Queen. Red Hot. E chiudiamo con Super Donald Trump. E questi sono i vinili ragazzi. I vinili cumendiani, se quelli si possono chiamare. Eccoli qua. Questa è la divisione. Ecco, che così stanno. Ecco. In entrega non sono ancora tanti, sono forse una trentina credo. Vediamo un po', vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 35 contati in velocità, quindi insomma, contando che il primo l'ho comprato, ho cominciato la collezione a Natale, 35 vinili, mi sembrano un buon numero per cominciare alla grande. Buono, adesso andiamo reparto salotto, con ancora altri CD normali, e poi soundtrack, e per chiudere, artisti italiani.
Ok raga, siamo in salotto per l'ultima parte della collezione comandiana di CD, vinili e quant'altro. Questa è la parte dell'impiantino del giradischi, quindi abbiamo Audio-Tecnica, nero e bronzo, un colore bellissimo, con i due diffusori Bluetooth. I puristi si incazzeranno, ma per quello che devo fare io si sente in maniera perfetta. Non mi interessa l'audio, perfetto da 1000 euro. Ho il mio gusto, il mio modo di ascoltare la musica e questo è quello che conta, almeno per me, chiaramente. Quindi questo è il giradischi, ma poi farò un video a parte con tutte le mie periferiche audio, diciamo. Detta così suona un po' male, ma accettatelo. Qua invece, dove abbiamo anche questa è la macchina, il dispositivo per pulire i vinili, qua abbiamo sempre le cose per mettere i CD o i vinili mentre ascolto. Questa è una chicca perché è un lettore CD Bluetooth che se vuole ascoltare i CD anche in salotto, non solo dall'impiantino dello studio, metto qua il CD appunto e con questi mi ascolto la musica in CD e ho già provato, si sente anche bene, cioè non ho parole, ma questo andrà. Ci sarà un video a parte dove spiegherò e farò sentire il tutto, poi chiaro, non aspettatevi l'audio da 20.000 euro, ma ripeto, per le mie esigenze è perfetto. Eccoci qua ragazzi, questa è la colonna di altri, diciamo, album importanti. Qua abbiamo allora un po' di Greatest Hits, Alan Parsons qua sopra, Offspring, questo, vabbè, questo lo devo tirare fuori perché questo lo cercavo per una canzone. Dov'è? Take a Message. Ciao Fiori. Stupenda. Poi cosa abbiamo qua? Ah, ok, qua per la canzone di Gran Turismo, se non erro. E qua il Greatest Hits. Boh. Poi abbiamo The Killers, Editors, un gruppo che mi piace. Fiction Factory. La compianta Amy. Daft Punk. Halfville. Empire of the Sun. Ah, qua è sì, vabbè, una collaborazione di Metallica alquanto bizzarra. Questo è un album, non conosce nessuno secondo me, ma stupendo, dove c'è un pezzo che è anche tratto dal film Vanilla Sky. Ok, andiamo avanti. Alan Parsons, Korn. Eccolo qui, aspetta un attimo, questo. Scusate un attimo. Eccolo qua, molto bello. Poi abbiamo i Pearl Jam, Placebo, Frank Zappa, un po' di Frank Zappa, Steve Hackett, Television, Gazebo, Like a Chopin, perché I like Chopin, Airbag, Loverboy, qua abbiamo Super Donald Trump, Alan Parsons, qua ok, Judas Priest, Kiss, Europe, questo vabbè, questo l'ho preso praticamente solo per una canzone ragazzi, e yeah, perché è proprio un genere che non mi sconfinfera più di tanto, ma eccolo qua, gli Outcast. Ok, poi abbiamo Gorillaz, The White Stripes, vabbè. Muse, Miles Davis, Nightwish, Scorpion, One Republic, Shania Twain, Alan Parsons Project, poi abbiamo Barbarella, un capolavoro, Beatles, queste sono altre versioni che abbiamo fatto vedere prima, la Platinum Collection di Davidone, poi abbiamo, aspetta, questo facciamo anche vedere che è molto bello, questo un evergreen, Johnny Cash, questo bellissimo, perché questi devo farli vedere Tommy, The Who, anche questo vabbè, ciao, scusate, aspetta, tutta roba che ci tengo a far vedere anche così. Questo è un disco che amo, è incredibile, veramente, non chiedetemi il perché, ma anche roba più moderna, non mi piacciono solo cose vecchie, ecco. Eccoci qua, abbiamo ancora Alan, lo mettiamo qua, ok, datemi un secondo.
Qua abbiamo un cofanetto con il Greatest Hits di Whitney Houston, David Gilmour in diretta in esclusiva, Jeff Buckley, bellissimo questo. Stupendi, assolutamente poco da dire, purtroppo è scomparso prematuramente. Poi abbiamo Yes, una collector, The Beach Boys, sempre un Greatest Hits, vabbè questo solo per la copertina, tanti pezzi iconici, perché ripeto, amo la storia, però anche quelle cose un po' più moderne, perché per sono moderne queste, cioè questo, anche questo è un album che amo in maniera devastante, quindi non amo solo dal 60 al 90, che Van Halen, ok, il buon Tom, il buon Ruggero e per chiudere il buon Alano, ok. Poi abbiamo qua The Very Best of Aerosmith, poi abbiamo qua cos'è? Non mi ricordo. Ah sì, il buon Robbie, eccolo qua, Van Morrison, James Brown, i Fontaine DC, questi il primo, diciamo che questo è considerato il più bello, preferisco questo sinceramente, per cercare di esplorare anche il moderno. Poi abbiamo la meravigliosa Belinda, i Pork e Pain, e Motley Crue, beh questo è bellissimo, Girls, 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 ok, Steven Wilson, questo è diciamo il leader dei Porcupine, eccoli qua. Poi abbiamo, vabbè, questo Storia, questo bellissimo recente di Mark Knopfler, questo ok, Pink Floyd non hanno bisogno di altrettanti aggiornamenti. Poi abbiamo Steve Hackett, Genesis, questa è una rivisitazione dei Genesis, eccoci qua. Poi abbiamo, aspetta un attimo, vabbè qua capolavoro di Rolling e mettiamoci anche Stones. Poi abbiamo questo di George Harrison, altro capolavoro, e chiudiamo questa parte con i Creedence, molto bello, un Greatest Hits. E buon raga, questa è la parte diciamo finale dei gruppi stranieri, collection, Greatest Hits e quant'altro. Adesso andiamo con il soundtrack di brutto e la musica italiana. Ok raga, entriamo nel mondo delle soundtrack comendiane, quelle più importanti diciamo. Cominciamo da Blade Runner, eccolo qua, Blade Runner, bellissimo, ciao. Qua abbiamo, vabbè, il Duca Bianco in versione Labyrinth, ciao, stupendo. Il buon Ennio, un'altra collector, che sono pieno di collector ragazzi. E Oppenheimer, bellissima, sublime. Il film è perfetto. Poi abbiamo la colonna sonora di Fantozzi e la colonna sonora della trilogia del Signore degli Anelli. E adesso partiamo con le soundtrack comediane. Doriano Gray, Teoria del tutto. Aspetta un attimo. Profondo Rosso, sì, giusto, scusate. Anonimo Veneziano, Interstellar, Ennio Morricone Metti una sera a cena, House of Gucci, Breakfast a Tiffany, collezione da Tiffany, insomma, Love Story, Working Girl, cos'era? Donna in carriera, vabbè, insomma, non mi ricordo, scusate, sapete l'inglese siamo due cose molto diverse, Auto in New York, a Clockwork Orange, vabbè, questa merita almeno questo, ciao, scusa Fantozzi. Ok, poi abbiamo Hook, Labyrinth, Ufficiale Gentiluomo, Saturday Night Fever, e qua non mi ricordo cos'è, Forrest Gump? Aspetta, facciamo così, per sicurezza che non vorrei distruggere qualcosa, che già ieri l'ho rischiata. Fantozzi, sveglia il caffè. Boh, qua abbiamo, sì, Forresto Gump, Dirty Dancing, Vangelis Best Of, Space Jam, Striptease, Pretty Woman, certe le ho prese anche perché costavano niente, Eddie the Eagle, Rondo Veneziano, Mission Impossible 2, Get Over It, Le Grand Bleu,
Ah, era la storia del grande salto, che ancora in Blu-ray non esiste perché è un'esclusiva Prime, vaffancuore. Yesterday, Evita, Amici miei e il The Gladiator, come dicono quelli bravi. Poi abbiamo Rocketman, Eternal, Sunshine of the Spotless Mind, vabbè, se lasci ti cancello. Padre della sposa, Vergini Suicide in un'altra versione, The Best of Limal, tipo Never Ending Story per farci capire, per capirsi, insomma. Scusate, Metropolis, ho mal di schiena, no scusate, Non ho perso l'aereo, The Bodyguard, Shakespeare in Love, Dragon, The Bruce Lee Story, Titanic, Stargate, The Last Samurai, Frantic, Kill Bill volume 1 e 2, Mission to Mars, Vanilla Sky, Lolita, Independence Day. Qua abbiamo l'uomo con la maschera di ferro, insomma. E Robocop, Rain Man, Ennio Morricone un'altra versione, Top Gun una versione estesa, Top Gun Maverick, qua abbiamo L'ultimo dei Moicani, Braveheart e Bohemian Rhapsody. Buono, abbiamo tutto, eccoli qua. Questa è la collezione, un attimo solo. Ok, la bacheca si presenta così. Adesso andiamo con l'ultima parte, musica italiana. Sempre storica praticamente. Eccoci qua, la parte finale. Adesso tiriamo fuori un attimo qua i nostri Pooh e vediamo. Ora abbiamo la mia cantante italiana preferita, Mina. Ok. E questo è diciamo un best of dei Pooh. E poi andiamo. Abbiamo Vasco Rossi con praticamente tutta la discografia. Renato Zero, Zerofobia, poi abbiamo i Maneskin. Ho comprato sia di 2 album, diciamo, perché comunque secondo me fanno parte di un qualcosa di particolare, nel senso, io non lo definisco rock, nel senso, avete visto un po' i miei gusti, però ho detto voglio avere almeno i primi 2 dischi perché comunque hanno fatto un qualcosa di particolare, ecco, ma adesso fra pochi anni secondo me non li sentiremo neanche più. Poi Mattia Bazar Collection, Unicamente Celentano, Patti Bravo, tante collector qua. Gianluca Grignani, ho i 4 album più importanti, poi venditti dalla Battisti e Zero, le Platinum Collection, poi c'ho The Best of... Aspetta un attimo un secondo. Ok, ci siamo, abbiamo un best of di Pooh, un altro, e soprattutto il best of dei Jalis, perché ripeto, per me Fiumi di parole rimane la canzone iconica, più iconica del mondo di Sun, e mettiamoci anche Remo. Poi qua abbiamo, udite udite, un po' di dischi di Fabri Fibra, perché i primi album mi piacevano e quindi anche qualcosa di particolare. Cos'ho? Mister Simpatia, Bugiardo e Fabri Fibra. Poi abbiamo Mentre tutto scorre, Negramaro, vabbè, anche robe così, il meglio di Samuele Bersani, Bollicine di Vasco. Non mi vergogno, tutto quello che ho sono contento, anche se certa musica italiana può sembrare un po' così, ma io me la godo, perché soprattutto, ecco, per esempio Bersani mi piace tanto, detta così suona male, lo so, perché vabbè, però è praticamente la colonna sonora di Chiedimi se sono felice, quindi film che amo, quindi non potevo non prenderlo. Poi abbiamo Stadio, Zucchero, Olio, Incenso e Birra. Poi abbiamo Battiato con, vabbè, La voce del padrone, penso forse il mio album italiano preferito. Eccolo qua, capolavoro assoluto. Aspetta un attimo, ecco. Scusate, ciao. Sono in una posizione veramente impossibile. Poi abbiamo Franco Battiato, sempre, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Stile Libero, che mi ricorda l'infanzia. Best of le canzoni d'amore di Eros, Mattia Bazar, Best of, Gianna The Best, sì, Gianna Best, diciamo il best of di Gianna Nannini. Poi abbiamo Pittura Fresca, The Best of Pino Daniele, Zucchero, Fornaciari, Sugar e Negrita, e diciamo i 4 album più belli degli 883. Eccoci qua, scusate raga, ma sono finito, aiuto. Chiudiamo con con gli ultimi dischi. Mina e Celentano, bellissimo, questo molto iconico anche, questo abbiamo visto da poco, Luna Pop. Qua abbiamo Mango, Why Mango, è una pubblicità, Adriano Celentano,
qua abbiamo dei Sanremo The Best, eccoli qua, Sanremo The Best. Ah, aspetta, con questa la vittoria di mondiali nel 2006, Cuore Azzurro, qualcosa di inascoltabile. Cos'è? Noi con voi, vabbè, una roba da piangere. Sanremo Storia, un altro. Stadio Platinum Collection. Antonello Vendi, ah, questo bellissimo. Sotto il segno dei pesci. Claudio Baglioni, collezione. Mina Collection e Mia Martini Collection. Un attimo solo, ragazzi, che chiudiamo. Ok, raga, così si presenta invece la bacheca della musica italiana come indiana. Adesso chiudiamo con l'ultima raccolta. E qua nel reparto italiano dei DVD e Blu-ray italiani chiudiamo con 40 anni Il sogno continua, Cristina D'Avena. E qua adesso, dove tutto è cominciato con Fivelandia. I primi CD che ho ascoltato sono proprio i Fivelandia, Bim Bum Bam e si gode. Quindi chiudiamo con Cristina D'Avena. Raga, chiudiamo assolutamente questo video che mi ha sbregato da un punto di vista schiena. Un saluto dal Comandone Veneziano. Ripeto, siamo vicini agli 800 pezzi tra CD, vinile, cassette, perché cassette ne ho 3, quindi vabbè, contano poco. E niente, mi sono avvicinato in maniera prorompente, gasante, stimolante al vinile, e quindi spero di chiudere il prima possibile i primi 100, perché comunque il vinile è un'altra cosa, c'è poco da fare. La bellezza di mettere il disco, di vedere la copertina grande, sono chicche. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Un video lunghissimo. Ciao!